Ora, la lezione di ciò che è fallito e delle poche cose che non sono fallite negli Stati Uniti è estremamente importante. Ci dice che l'inquinamento ambientale è un male che non può essere curato, può solo essere prevenuto. In altre parole, il solo modo per prevenire l'inquinamento ambientale è di scegliere tecnologie di produzione che non producano inquinanti. Una volta che l'inquinante è stato prodotto, è molto difficile risolvere il problema. Ciò riflette un fallimento generale negli Stati Uniti e penso anche nelle altre nazioni. Incidentalmente ci sono alcuni dati sulle tendenze dell'ambiente in Europa e sono molto simili a quelle che ho menzionato per gli Stati Uniti. Ciò che è fallito è che noi negli Stati Uniti, e penso che ciò sia vero in qualsiasi altro posto, è che noi non ci siamo mai chiesti qual è la ragione della crisi ambientale, qual è l'origine dell'inquinamento. Invece di porci questa domanda, ciò che abbiamo fatto negli Stati Uniti è stato approvare leggi che dicono: quando appare un inquinante, noi lo studieremo e poi decideremo cosa fare. Il significato di ciò è che noi poniamo un certo standard che permette l'inquinamento e che diamo uno status legale a un certo livello di inquinamento. Così l'intero sforzo governativo non è diretto a liberarsi dell'inquinante, ma a trovare un certo livello socialmente accettabile di inquinamento che rimarrà per sempre. Io voglio sottolineare che esiste in medicina un approccio preventivo per quanto riguarda la salute pubblica. Un caso classico è l'esempio dello sradicamento del vaiolo. Ora, il vaiolo non esiste in nessuna parte del mondo. Gli ufficiali di salute pubblica non hanno detto quanto vaiolo è accettabile, hanno detto noi elimineremo il vaiolo e l'hanno fatto. Così la grande differenza tra la prevenzione e il controllo significa che il movimento ambientalista dovrebbe puntare alla completa eliminazione degli inquinanti. L'obiettivo non è decidere quale rischio di cancro sia accettabile o quanti sacchetti di plastica siano accettabili lungo i fiumi. Noi non vogliamo sacchetti di plastica. In altre parole, dobbiamo renderci conto che c'è una notevole differenza tra l'approccio convenzionale e quello rappresentato dal bandire i sacchetti di plastica. L'approccio preventivo, come abbiamo detto a Montalto di Castro, è dire: usare l'energia nucleare per produrre elettricità è la tecnologia sbagliata, perché ogni volta che voi producete elettricità in questo modo, voi producete inquinanti radioattivi che non possono essere rimossi. Ciò che è stato fatto negli USA e in tutto il mondo è stato dire: questa tecnologia è buona e noi controlleremo l'inquinamento. E così ora avete i porcini radioattivi. Ora, io voglio concludere semplicemente che dobbiamo avere un controllo democratico.
una partecipazione democratica nel decidere quali tecnologie produttive debbano essere utilizzate. E questa è una conclusione semplice, ma è una conclusione radicale, perché significa che la società ha il diritto democratico di prendere decisioni che fino ad ora erano esclusiva responsabilità delle aziende. Questo è un serio problema politico, come sapete, fa cadere i governi. Ma io voglio indicare la ragione per la quale il governo vuole costruire Montalto di Castro. La ragione per cui l'industria della plastica dice noi dobbiamo produrre plastica. I loro argomenti sono sempre economici. Questo è un modo per creare occupazione. Questo è un modo per produrre profitto, così l'economia può crescere. Se voi guardate all'industria dell'energia nucleare negli Stati Uniti e anche in Italia, voi scoprirete che c'è una stretta connessione tra il danno ambientale e il fallimento economico. Io ricordo che all'inizio, quando l'energia nucleare fu introdotta negli Stati Uniti, ci dicevano che sarebbe stata all'origine di un grande sviluppo economico. L'elettricità sarebbe stata così economica che non avremmo avuto più contatori. Guardate ora la situazione. Negli USA l'industria nucleare è un fallimento economico. Negli USA da 10 anni non ci sono nuovi ordini per impianti nucleari. Per la prima volta dalla Grande Depressione una compagnia elettrica è fallita a causa del costo dei suoi impianti nucleari. E proprio questa settimana il Congresso ha votato di aumentare 10 volte i fondi assicurativi delle industrie per proteggerci. Ora, non c'è dubbio che l'energia nucleare sia un fallimento economico negli Stati Uniti, la patria della libera iniziativa. La questione è perché? E la risposta è: l'energia nucleare ha fallito economicamente perché dannosa per l'ambiente. La ragione per cui gli impianti nucleari sono così costosi è che sempre più apparati di controllo sono stati aggiunti per proteggerci dalle radiazioni. Ora, lasciatemi dire che l'industria chimica, l'industria che produce la plastica, nonostante il suo enorme successo economico, si trova in una situazione molto simile all'industria nucleare. La differenza tra l'energia nucleare e l'industria chimica è che mentre l'industria nucleare è stata obbligata a pagare i suoi problemi ambientali, l'industria chimica non ha ancora pagato.